Tra le tante categorie che chiedono ristori causa Covid, ma anche diritti, ci sono i lavoratori del settore turistico ed alberghiero. Le strutture chiuse si traducono soprattutto a Venezia in migliaia di operatori a casa per i quali non è prevista la cassa integrazione perché o precario, contratti flessibili, a chiamata, stagionali, quando non si tratta di rapporti in nero. Rapporti di lavoro labile anche perché legati a cooperative esternalizzate che tendono a ridurre diritti e salario. Si sono dati appuntamento assieme agli addetti della ristorazione nelle strutture sanitarie davanti alla sede della Protezione Civile del Veneto a Marghera, davanti alla sala stampa dell'unità di crisi, dove ogni giorno il Presidente del Veneto, Duca Zaia, tiene la conferenza stampa di aggiornamento in diretta televisiva e social. Chiedono un reddito dignitoso, l'estensione della cassa integrazione degli ammortizzatori sociali per chi li ha, sino alla ripresa effettiva del lavoro, l'integrazione del FIS fino al 100% del salario e di ricollocare all'interno delle strutture i servizi di facchinaggio e di pulizia ai piani. In un documento presentato a Zaia hanno chiesto un intervento diretto e straordinario della Regione con sostegni economici al comparto del turismo. Gli operatori delle cucine ospedaliere invece chiedono anche di essere sottoposti al testing come tutti gli altri addetti alle attività sanitarie. E vedremo di organizzare un incontro intanto con l'assessore al lavoro Donazzani. E sicuramente un settore in difficoltà. Ho visto anche che c'è un'istanza per il tema del testing, cioè per coloro che entrano negli ospedali per poter fare il test. Mi sembra doveroso dare una risposta anche su questo fronte. Oggettivamente non ero a conoscenza del fatto che ci fossero, io penso che tutti quelli che entrano in ospedale debbano fare il test, punto, che lavorano in ospedale, cioè non c'è distinzione di ruolo. Se entri in ospedale, la messa in sicurezza degli ospedali passa attraverso anche questo. E loro ovviamente presentano un'istanza a queste lavoratrici per alcuni aspetti sottoscrivibile, dopodiché vedremo di far fare un incontro con l'assessore Donazzani. Per i test ne ho già parlato con l'assessore Lanzarini, vedremo di parlarne già domani in conferenza con i direttori generali.